Bentornati signori Scantamburlo. Ah no? Ah no? Che risposta sia? Ah no, uno che ti saluta, ma sei semenio. Allora, Ah, partiamo no. proprio da qui. La settimana scorsa abbiamo detto il rispetto è la pietra su cui costruire ogni sana relazione. Allora, non mi Bravo. ricordo che avevamo detto, Ecco. ma ho detto. Tasi semenio, non mi ricordo. Ancora, Tasi. E ancora. abbiamo detto rispetto non solo per il proprio Eh. coniuge, ma anche per tutto ciò che ci circonda. Ad esempio, Certo. abbiamo parlato dell'acqua, abbiamo detto l'acqua è vita, delle sane abitudini. Non si servono- spreca, non si spreca. Oh, bravo, signor Duilio Guidi. non la spreca comunque l'acqua, ha un rapporto bellissimo con l'acqua e sa proprio stare, sallo. Ah, guarda, neanche al mare si ne accorge che c'è l'acqua perché c'è sempre in bar. Di acqua neanche l'ombra proprio. In bar però c'è l'ombra, Ti sì che te che hai l'ombra in bar. E allora per il tema del rispetto e per costruire delle sane abitudini, vi ricordate, vi ho lasciato con un piccolo giochino da fare a casa? È a multa. È Bravo a signor multa. Duilio, bravo. Ogni volta che uno dei due sprecava un po' d'acqua doveva mettere 50 centesimi in una cassettina, l'avete fatto? È certo che abbiamo fatto. Com'è andata? Com'è andata? Abbiamo raccolto 324 euro sta settimana. 324 euro. Che soddisfazione, contento. Ma in una anche. settimana? Tutti e due, tutti e due. Sì, ma in una settimana 324. Sì, ma in due. In due, 323 euro e mezzo Duilio, 50 centesimi la sottoscritta, va Che bene. ha sprecato acqua. Vuoi dirgli perché ho sprecato acqua? Cosa Ma che non gli succede? interessa al dottore sta roba qua. Allora- No, certo, mi Certo, interessa, mi allora, interessa. siamo andati a pranzo fuori la settimana scorsa. Duilio per l'occasione si è ispirato alla sua camisetta bianca. Una che ne cade camisa, sallo, una soia. Ha deciso anche di avventurarsi su un bel piatto di tagliatelle col pomodoro. Che dico sempre tu a pasta corta, se no ti smerdi come un bambino. Allora, qua vedi la fiducia che ha la signora del suo marito. Perché com'è andata? Com'è andata? Si è smerdato tutta la camicia di pomodoro, dottore. Pareva un serial killer, il pareva. Sì, e quindi per smacchiare la camicia ha sprecato un po' d'acqua, questo. È sprecato un po' d'acqua, ho dovuto tocciarla in ammollo su una bacinella appena che siamo arrivati a casa. Ha aperto l'acqua per finire a bacinella. Ma forse che hai coperto l'acqua, state che smerdare la camicia dove ho avuto che metta, che abbrusa la tua camicia. La prossima volta ti abbruso la camicia, aspetta, ti ma, abbruso. ma dov'è lo spreco d'acqua? Lo spreco è che su quello mi giro e vedo che viene fuori acqua dalla porta del garage, perché lì semenio qua si era dimenticato il rubinetto aperto in garage, va bene? E dopo lei torna a casa e mi ha cattata là che nettavo con i moci, seci, pezzi. E sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Ti sei dismettegata all'acqua verde in lavanderia. il Ah, solita negare. mi smettermi l'acqua verde in lavanderia. Ma Sì. tasi semenio. però- Ma, vedi- siamo- ma non capisce neanche in dove No, che allora, spreca. signor Perché Duilio- sei aperto ti garage? Ma siete aperto No, l'acqua del rubinetto della lavanderia. Cosa vi ho detto all'inizio? Il rispetto è la pietra su cui costruire ogni sana Sana relazione. relazione. Bravo, e ora sta Oh. Piera mi ha dato cortesemente che gli tiro in testa a Duilio, chissà che si spacca che il cervello, che il poco che è rimasto dentro. Delle volte vuol dire che te fossi nato verso per poterti soffregare, guarda.